Giornata europea del patrimonio nella splendida cornice di Villa Manfrina a Treviso. Un programma fitto di incontri e laboratori per i più piccini per far conoscere cultura e storia di questo magico luogo. Una giornata aperta davvero a tutti, dove anche le visite guidate alla villa sono state accompagnate da un interprete della lingua dei segni. Queste giornate europee del patrimonio hanno come tema patrimonio culturale tutti inclusi e quindi abbiamo voluto proprio partire dai piccoli, piccolissimi, arrivando anche a delle fasce come i sordi che magari hanno meno possibilità di presenziare a degli eventi culturali di questo livello. Spazio ai bambini al mattino con i laboratori in barchessa, mani e piedi diventano pennelli per dipingere i pannelli che ricreano le facciate del centro storico. Al pomeriggio passeggiate patrimoniali per le famiglie con le visite guidate alla villa. La Villa Manfrina torna dunque ad essere dei trevigiani, patrimonio storico e artistico, con le giornate promosse dall'Associazione dei Veneti Schiacciati dalla crisi. È piaciuto a tutti poter riaprire e riappropriarsi di questo spazio, che è uno spazio dei trevigiani, e dobbiamo ringraziare il sindaco e l'amministrazione per aver fatto questa scommessa assieme a noi. E vediamo se fra tutti riusciremo a fare qualcosa anche più avanti per questo monumento che è bellissimo e che deve essere fruito in qualche maniera. Ha visto l'ippoterapia, ha visto anziani giocare e fare delle passeggiate. Oggi apriamo le porte della villa in occasione della giornata del FAI a tutti, in modo tale che le bellezze della villa siano disponibili e apprezzate da tutti i cittadini.